Salgari! Salgari? E chi è? Non faccia lo spiritoso, signor Tremallai! Il barrito! La tigre! Il facocero! No! No! Non mi parli del facocero! È stata per me un'esperienza assolutamente devastante! Mi scusi, ma lei chi è? Ah, chi sono io? Gino Pagliaro, in arte Tremalnaic. Piacere, io sono Roberto e lui è... Ma chi è allora lei? Chi? Io? Non faccia lo spiritoso! Come si chiama di nome? Salvatore. Signor Tremalnaic, le presento Salvatore Salgari. Salgari! Ma quindi lei è forse un parente del grande Emilio, Carlo, Giuseppe, Maria Salgari? Famiglia numerosa sti Salgari. No, fermi. Io non ci capisco più nulla. Ma lei, perché qui? La mia è una vita ascetica, quasi da eremita. Io sono alla perenne ricerca della felicità. E poi, per puro caso, mi sono imbattuto nel numero di un'agenzia. Da allora la mia vita è completamente cambiata. Ho conosciuto quella voce così magica, così calda, così sensuale, ma io devo chiamarla immediatamente, devo chiamarla subito. Eccola. Sta suonando. Rispondi, finalmente vedo il tuo volto. Pronto? No! Ruggisci, ti prego, fallo solo per me! Di più forte! Mi aiuti! Adesso voglio il barrito dell'elefante! Aiuti! Una mano! Così ti voglio, così calda, così selvaggia! Cosa state facendo? Ma quindi, la mia voce, quella voce che era il mio sogno più grande, ora si è tramutata nel mio incubo peggiore. Quella voce siete voi due. No, non mi rivedrete mai più.